Ha aperto oggi il nuovo parcheggio scambiatore della stazione di Vigonza a Pianiga, un'opera richiesta dai cittadini di cui si era fatto portavoce anche l'ex sindaco Stefano Innocente Marangon. Questo era un intervento che era ben visibile e chiaro che era necessario. Arrivare oggi e vedere il parcheggio pieno, e addirittura ho detto al sindaco dobbiamo lavorare per l'ampliamento perché quasi quasi è insufficiente, però è una bella soddisfazione perché vuol dire che è una necessità e un fabbisogno reale e troviamo risposta nelle molte macchine oggi parcheggiate qui. Questo parcheggio si inserisce nel progetto più ampio di riqualifica che ingloba il futuro parcheggio scambiatore della stazione di Busa di Vigonza, che si collegherà a sua volta alla terza linea del tram Vigonza-Padova-Rubano. Messo praticamente un anno per farlo, tenete presente che i parcheggi sono due, sono 3 milioni e 4 tra tutti e due i parcheggi di investimento, 2 milioni e 4 per Busa di Vigonza e 1 milione più o meno per questo, cofinanziato per la maggior parte RFI a Regione Veneto e ha messo un cofinanziamento anche il Comune, due interventi sicuramente che sono utili anche per migliorare l'accessibilità alla città di Padova e per sgravare le strade. Una spesa complessiva per i due parcheggi di oltre 3 milioni di euro che renderanno il comune della cintura padovana ancora più attrattivo. Sì, da questo punto di vista stiamo già vedendo gli effetti perché la richiesta ad esempio di alloggi sia in affitto sia in vendita è sempre maggiore e noi però abbiamo fatto una scelta di mantenere Vigonza una cittadina verde con dei servizi tarati per la popolazione, quindi non vogliamo grandi esplosioni di numeri, ma una città sempre più connessa con Padova e col resto della provincia.